Un sostegno alla candidatura al vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, Roberto Di Mauro, del Movimento Popolare Autonomisti, arriva da parte dell'ex assessore al comune di Agrigento, Salvatore Bossardino, in vista delle elezioni regionali del prossimo 25 settembre. Ieri un incontro. La sua presenza, la sua esperienza, e vi posso anche anticipare, Presidente, consentimi, che andrei a fare subito dopo il 25 settembre l'assessore regionale. Ciò vale a dire che noi avremo una rappresentanza al governo, andiamo a governare questa volta davvero, realmente la Sicilia per i prossimi 5 anni. Le sorti della Sicilia non si giocano a Roma, con il voto, la croce a Roma, perché poi a Roma negli ultimi 10 anni la politica italiana ci insegna che dopo 1 anno, 2 anni si accomodano assieme, fanno un governo tecnico, salute e baci, tra 5 anni ci vediamo e ci paracadutano a Furlan, a Brambilla e Furlan. Detto questo, oltre a ringraziarvi, bisogna votare Roberto Di Mauro, perché Roberto Di Mauro realmente conosce le problematiche del nostro territorio, le vive quotidianamente, abita ad Agrigento, non è uno che se ne scappa da Agrigento. Lo potete, se queste facce, Presidente, tu ricordate che dopo il 25, chi qua, chi più di meno, chiaramente i nostri amici, ognuno di noi ha delle problematiche, e noi siamo qui appunto per governare e cercare delle risolvere. Detto questo, io vi prego davvero di votare il simbolo, di barrare la croce popolare, autonomista e scrivere il nome. Barrare la croce sul simbolo è importante quanto scrivere il nome del deputato, perché ci consente di avere un'ampia rappresentanza parlamentare, anche perché non avendo rappresentanza parlamentare all'Assemblea regionale siciliana, non essendoci più il raccordo delle province, perché non esistono più solo in Sicilia, grazie a Crocetta, lo sappiamo tutti, è sotto gli occhi di tutti. L'unico vero raccordo per risolvere i problemi è Palermo, e a Palermo noi abbiamo la fortuna oggi di avere un agrigentino che andrà a governare diventando assessore.